anno dopo la tempesta Vaia, il punto sulla ricostruzione stamane in regione col governatore Zaia, lavori per mezzo miliardo in appena 12 mesi e oltre 1700 cantieri aperti. Il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli: avete fatto un lavoro eccezionale. Ricordo il silenzio e la dignità della gente che non chiedeva nulla e si rimboccava le maniche per rialzarsi subito. Il ricordo e il grazie di Zaia alla popolazione colpita dal disastro. A Rocca Pietore, comune simbolo della devastazione, una giornata di riflessione. Il vescovo alla messa: oggi il cielo si pente per quello che ha fatto. 29 ottobre la tempesta Vaia si scatena in tutta la sua forza impressionante. Ieri sera a Ring è presentato il trailer del documentario realizzato dalla nostra emittente per raccontare il disastro che ha cambiato la nostra regione. 6 condanne e 2 assoluzioni è la sentenza del processo di primo grado per il tragico incidente alla Coimpo di Adria, dove nel 2016 una nube tossica uccise 4 lavoratori. Dopo 3 anni è accolto l'ultimo ricorso delle famiglie delle vittime. Si farà il processo per la morte delle 13 studentesse Erasmus nello schianto del bus in Spagna. Tra le vittime Elisa Valente, che studiava a Padova. Via le grandi navi da San Marco entro l'aprile del prossimo anno, a dirlo il ministro dei trasporti Paola De Micheli, oggi in visita a Marghera. Un gruppo di docenti e una classe del liceo Marco Polo di Venezia decide di non partecipare a un incontro con 2 ufficiali della Marina Militare e della Guardia di Finanza in vista del 4 novembre. L'assessore regionale Donazzan annuncia un'ispezione. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, dunque 29 ottobre, un anno fa. La devastazione lasciata dalla tempesta Vaia è stata la giornata del ricordo, ma anche l'occasione per fare il punto sulla ricostruzione. Per raccontare questa giornata ci colleghiamo in diretta da Rocca Pietore con Tiziana Bolognani, che è lì con Francesco Bortot. Tiziana, a te la linea per raccontarci dunque com'è trascorsa questa lunga giornata. Buonasera Lina, buonasera a te studio e ai telespettatori che ci seguono da casa. Con Francesco Bortot oggi siamo stati a Rocca Pietore, che come dicevate da studio è diventato il comune, il luogo, il territorio simbolo della devastazione causata dalla tempesta Vaia di un anno fa. Esattamente un anno fa, a quest'ora, già in questi minuti, Rocca Pietore viveva un'apocalisse, una vera e propria apocalisse, con 650.000 alberi del proprio territorio schiantati a terra, l'acquedotto completamente sradicato dal suolo e con le linee elettriche che non funzionavano più. Uno scenario davvero da terremoto, ha detto poco fa il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Borrelli, nel corso degli interventi che si sono susseguiti qui nel tendone allestito a Bosco Verde, dove il vescovo ha celebrato la Santa Messa e dove in questo momento continuano i ricordi di quella giornata. Oggi il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha fatto il punto degli interventi che sono stati eseguiti nel corso di quest'anno, oltre 1700, una macchina organizzativa impressionante per far ripartire tutto il territorio. Può partire il servizio. La sensazione al mio primo arrivo a Rocca Pietore è stata del silenzio quasi spettrale, della dignità della gente della montagna, della tenacia di non mollare. Erano lì tutti che spalavano, nessuno sul bordo della strada che aspettava gli aiuti, e penso che questo ricordo per me resterà indelebile. Grandi i cittadini della montagna, grandi tutti quelli che hanno subito danni, grandi i sindaci eroi che comunque sono stati al nostro fianco e a fianco delle loro popolazioni. Le prime cose, la tensione sicuramente, e poi la preoccupazione, soprattutto la domenica pomeriggio, quando stavano uscendo le stelle. Sembrava che a qualcuno sembrava che il peggio fosse passato e noi invece sapevamo che il peggio sarebbe capitato il lunedì, e quindi in quel momento molti telefonavano, chiedevano, addirittura insultavano, anche dicevano state creando allarmismo per nulla. In realtà poi si è visto cosa è successo.
Questi sono i ricordi più vivi nella mente di chi ha vissuto quelle tragiche giornate e si è ritrovato a dover prendere decisioni. A un anno dalla tempesta Vaia che ha devastato il nostro territorio. Il governatore Zaia, nel suo ruolo di commissario delegato per il superamento dell'emergenza, fu in primis determinato nel disporre la chiusura delle scuole, quando dall'esterno più di qualcuno parlava di allarmismo. È stata una scelta che ho fatto in autonomia. Ho visto le previsioni, erano pessime. Poi magari se arrivava una ventata d'aria e spostava la perturbazione, io oggi sarei qui a parlare del procurato allarme che ho creato piuttosto che del danno erariale o dell'interruzione del pubblico servizio perché ho chiuso le scuole. La verità è che poi quando metti a repentaglio la vita dei cittadini tu devi sempre saper salvaguardare la loro incolumità e se tornassi indietro lo rifarei. E a un anno di distanza il punto a Palazzo Balbi sull'enorme lavoro di ricostruzione svolto in questi mesi. Abbiamo circa 1 miliardo di euro di promesse in 3 anni. La prima tranche è arrivata, l'abbiamo tutta investita e si è tradotta in 1746 cantieri. E abbiamo 68 milioni di euro dall'Europa in virtù di una pratica che io ho attivato e continuiamo così. Ovviamente chiederemo ancora risorse a Roma, visto e considerato che questo territorio è un territorio sensibile, delicato e va salvaguardato. Abbiamo affrontato soprattutto in montagna 28.000 ettari rasi al suolo su 100.000 ettari di bosco, abbiamo aperto in questo anno 1746 cantieri per un controvalore già appaltato di 467.910.000 euro. Questi sono i numeri, grazie al lavoro di tutti, dei 160 soggetti attuatori, tra i quali 115 sindaci. Un lavoro di squadra a 360 gradi. Il sistema funziona. Il sistema funziona e oltre alle procedure funzionano anche le persone. Qua hanno funzionato le persone perché puoi avere tutte le procedure codificate che vuoi, ma se non ci sono le persone non si riesce a operare. Possiamo dire che il Veneto ancora una volta si è dimostrato forte. Ma l'ha detto il Presidente Mattarella, il Veneto ha dato una lezione di protezione civile e quindi ci meritiamo l'autonomia. Ecco, queste le parole del Presidente Zaia, dell'assessore regionale Bottacin. Bottacin è presente in questo momento alla cerimonia di Roccapietore. Ricordiamo la tragedia di Roccapietore, ma ricordiamo anche la tragedia che ha colpito praticamente tutto il territorio bellunese, da Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, sino al Basso Agordino, Gosaldo, Tiser, Rivamonte, poi senza scordare Feltre, dove il tornado si abbatté con una violenza inaudita e causò la caduta di almeno 1 migliaio di piante secolari proprio in città. Questa è la giornata del ricordo e il ricordo è intervenuto nelle parole del vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, che ha parlato del clima di oggi, che è il linguaggio del creato, nella sua omelia richiamando la lettura di San Paolo agli Apostoli. Può partire il contributo dell'omelia del Vescovo. Ho pensato che il clima di oggi, rispetto alle giornate di sole che abbiamo goduto negli ultimi giorni, sembra quasi il linguaggio del creato che ci stia dicendo che anch'esso è in un atteggiamento di pentimento. Siamo tutti dalla vita ad imparare che ci sono momenti difficili, tragici, in cui dobbiamo ricomporci e così, anche nella consapevolezza della nostra fragilità, ricominciare e ripartire. 1 anno fa, tanti volontari, amministratori, uomini e donne, persone di competenza a vario livello, tutti hanno assistito con la trepidazione dei cuori e l'intimo travaglio alla creazione che gemeva. Per tutti coloro che hanno lavorato e lavorano per riportare alla normalità il nostro territorio dopo tutto quello che è successo nella tempesta dell'anno scorso. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Così potrei chiedere, vedo che siete più sindaci presenti, se posso scambiare la pace con voi a nome proprio di tutte le vostre comunità come segno di una solidarietà che è la forza vincente in ogni avversità. Agnello divino che togli i peccati
Ecco, lì alla messa sono presenti le massime autorità e le forze dell'ordine assieme al generale di Corpo d'Armata dell'Esercito, che qui un anno dopo si è incontrato nuovamente con la gente, i residenti delle terre alte. Un anno fa dice eravamo immersi nel fango, ora vedo che ci stiamo risollevando e tutto è andato per il meglio, dimostrando grande solidarietà umana e grande forza anche delle popolazioni, che non si sono evidentemente sottratte ad aiutarsi l'un con l'altro. A quelle giornate è dedicato il documentario che il gruppo Media Nord-Est, attraverso i filmati, i reportage realizzati in quei giorni dalle nostre emittenti, ha realizzato. È un documentario sicuramente molto importante, molto toccante anche dal punto di vista emotivo. Ecco, vi facciamo vedere il trailer. Guarda, noi a questo punto terminiamo la zona di Santa Fe, Barbarana, Argenson. Non posso parlarvene. È una disperazione, il partito che... Il vento fa ancora paura, la nebbia è tanta, qui ci saranno un paio di gradi. Dopo 4 giorni senza luce, noi abbiamo acqua, ma senza luce, senza niente, veramente niente. Ci manca la luce elettrica, ma soprattutto in buona parte del territorio, ma nel mio soprattutto, manca anche addirittura l'acqua. Il vento, hanno detto che soffiava a 120 all'ora, per me soffiava a 220. Se non mi attacco alla ringhiera, volavo anch'io. Il giovedì sera già c'erano le previsioni meteo che ci davano grosse preoccupazioni per la domenica e il lunedì, soprattutto il lunedì pomeriggio sera. Abbiamo la condizione di una tempesta perfetta. Le raffiche di vento sono fortissime, come si può vedere anche dallo spostamento dell'acqua. Sta volando di tutto, qui siamo in Piazza del Duomo. Vento forte sta abbattendo moltissime piante in montagna. Non sapevi se erano ancora vivi, se Rocca Pietro c'era ancora, se il municipio era stato portato via. È una cosa un po' critica per tutti, dai, diciamo. L'importante è stare tutti uniti e piano piano ce lo faremo. Ecco, senza volontà di autoincensamento, se mi passate il termine, possiamo dire che senza ombra di dubbio che l'emittenza locale, televisiva e radiofonica in quei giorni ha svolto proprio un ruolo di protezione civile, perché è stata l'unica ad informare nei primissimi giorni la popolazione su quanto stava accadendo di minuto in minuto. E ricordiamo le ore, le lunghissime giornate di diretta. Naturalmente le potrete vedere concentrate nel documentario che sarà programmato nei prossimi giorni. Ci spostiamo dal Bellunese al Vicentino, alla piana di Marcesina. Un anno fa la tempesta si è accanita con una violenza inaudita anche lì, uno dei luoghi magici dell'altopiano di Asiago. Siamo andati a realizzare un reportage che vi mostriamo. La Marcesina non esiste più, o almeno non esiste più la Marcesina che tutti noi conoscevamo. Un anno fa la tempesta Vaia si è accanita con grande violenza su questa conca bellissima, cambiandone per sempre i lineamenti. Un anno è passato dalla tempesta che ha devastato la piana di Marcesina. Il bestiame e i malghesi, che quest'estate hanno mantenuto viva la tradizione dell'alpeggio, sono scesi a valle e rari turisti visitano la piana ferita.
Sulle strade che conducono verso Enego o Foza il via vai è solo quello dei camion che portano in pianura il legname proveniente dagli schianti, ma è chiaro a tutti che quassù niente è più come prima. Un anno fa qui si è scatenato l'inferno, oggi è una giornata uggiosa, ci sono nuvole basse, pare quasi che la natura abbia voluto nascondere quel che è successo esattamente un anno fa. Un volume enorme di alberi schiantati è già stato rimosso e portato a valle e lo testimoniano le sconfinate ceppaie rimaste nelle brulle radure ingiallite dall'autunno. Guardandosi attorno però ci si accorge che migliaia di alberi sono ancora dove li ha stesi il fiato implacabile della tempesta. Intere montagne sono ricoperte di sempreverdi gettati a terra dalla violenza del vento. E più ci si avvicina a questi giganti stramazzati, più si diventa consapevoli della potenza dell'evento atmosferico. E in questo punto gli alberi sono stesi come se una mano gigantesca li avesse pettinati e quello che era un bosco bellissimo è diventato la schiena di un gatto spelacchiato. Ma il nostro viaggio nella Marcesina si conclude con un messaggio di speranza, il più classico di tutti i messaggi di speranza: la vita vince sempre e poco importa se non saremo qui a vedere i boschi che un domani cresceranno su questo luogo magico, perché, come ricorda un vecchio detto dell'altopiano, 7 volte bosco e 7 volte prato, poi tutto tornerà come era stato. La settimana in provincia di Belluno si concluderà sabato alle 10 al Teatro Comunale con la visita del Cardinale di Stato Parolin, che parlerà proprio di Vaia in un incontro dedicato a tutta la popolazione bellunese. Poi il viaggio verso il cimitero monumentale di Fortogna per ricordare le vittime della tragedia, del disastro del Vaionte. Vaia è stato anche il grande giorno, il 29 di ottobre, il grande giorno della grande piena del Piave. A un anno esatto siamo ritornati nelle golene del Piave. A Fagarè in particolare la situazione è ancora difficile, i residenti sono esasperati e si sentono lasciati da soli. Con questo servizio da Rocca Pietore assieme a Francesco Bortot vi restituiamo la linea. Siamo presi così con la paura che adesso iniziano le piogge e la prossima settimana hanno detto che c'è pioggia e io sinceramente ho paura, anche perché ho i ragazzi ancora che dopo un anno, l'altro giorno la psicologa mi ha detto che il piccolo ha un po' superato, ma non del tutto, perché purtroppo ha perso tutte le sue cose, perché il piano terra, cioè il piano sotto, noi avevamo la vita praticamente. Una ferita ancora aperta nel cuore, le pareti scrostate, l'umidità che entra nelle ossa. Elisa Bortoluzzi abita in via Castello con la sua famiglia nella golena del Piave. L'anno scorso la sua casa era come la vedete in queste immagini. Oggi, nonostante i lavori fatti, le ferite sono ancora visibili. 60.000 euro di danni riportati, 4.000 quelli ottenuti e l'attesa sta diventando snervante. Stiamo aspettando che ci diano un po' di risarcimento, abbiamo avuto i soldi che dovevano essere i primi aiuti, li abbiamo avuti ad agosto, con quelli non abbiamo fatto nulla. Non va meglio ai vicini di casa, la signora Irma vive col figlio Valentino a qualche decina di metri, è riuscita a mettere a posto la cucina, ma in quello che era il salotto ha una panca da sagra. Io ho perso tutto e perderò un po' in rimettermi a posto perché non è facile. Fino adesso sono stati dati 5.000 euro dopo molti mesi, dichiarandoli come un primo aiuto, quando un primo aiuto sarebbe da dare all'immediato. Come danni, così una cifra diciamo arrotondata, siamo comunque tra i 70 e 80.000 euro. Rassicurazioni arrivano dal primo cittadino pronto a distribuire le risorse del conto corrente comunale aperto a suo tempo, burocrazia permettendo. A breve contiamo anche di poter provvedere a redistribuire queste risorse a coloro che hanno diritto. Certamente non lo possiamo fare ogni giorno di poter mettere in piedi il fatto della macchina burocratica per poter utilizzare queste risorse. Grazie dunque a Tiziana Bolognani, a Francesco Bortotti e a tutti i colleghi che hanno contribuito a questa ampia pagina su questo triste e difficile anniversario. Noi ci fermiamo per qualche secondo e poi ripartiremo da altre notizie dal Veneto.
Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, la cronaca giudiziaria con 6 condanne e 2 assoluzioni. Si è chiuso il processo di primo grado per i 4 morti sul lavoro alla Coimpo di Caemo, frazione di Adria, nell'incidente avvenuto il 22 settembre del 2014. Il giudice ha condannato per omicidio colposo plurimo Gianni Pagnin, di Noventa Padovana, ex presidente del CDA della società, Mauro Luise di Adria, responsabile tecnico, Alessa Pagnin di Noventa Padovana, Glenda Luise di Adria, componenti del CDA Coimpo, Michele Fiore, ingegnere di Ferrara, dipendente Agri Biofert, Rossano Stocco di Villa Dosi, amministratore di Agri Biofert. Assolti invece il dipendente Mario Crepaldi di Adria e Alberto Albertini di Dolo, titolare della ditta esterna di trasporti per la quale lavorava Giuseppe Baldan di Campo Longomaggiore, uno dei 4 morti. Quel giorno una nube tossica letale si era sviluppata in seguito allo sversamento di acido solforico in una vasca contenente liquami e altre sostanze che era in gestione all'Agri Biofert, azienda interna alla Coimpo che produceva fertilizzanti. E rimaniamo nelle aule giudiziarie perché andrà a processo l'autista spagnolo che nel 2016 guidava il bus dove sono morte le studentesse Erasmus durante l'incidente stradale vicino a Valencia, tra di loro anche la giovanissima Elisa Valente, studentessa del BO. Ci sono voluti 3 anni, ma alla fine la costanza delle famiglie delle 7 ragazze morte nella tragedia del pullman Erasmus in Spagna è stata premiata e ci sarà il processo all'autista dell'autobus uscito fuori di strada mentre riportava le studentesse a Valencia dopo una gita. 3 anni tra tentativi di archiviazione e altrettante opposizioni da parte dei familiari. Finalmente a sorpresa la Corte d'Appello di Tarragona ha accolto l'ultimo ricorso delle famiglie delle 7 ragazze. Tra di loro c'era anche Elisa Valent, studentessa di filologia all'Università di Padova. Per lei è stato piantato un albero commemorativo all'interno del giardino di Palazzo Maldura. Elisa morì sul colpo assieme ad altre 12 giovanissime. Il processo dovrà stabilire finalmente le responsabilità dell'incidente avvenuto nella strada che collega Tarragona a Valencia. L'autista del pullman in un primo momento dichiarò di essersi addormentato alla guida, una versione confermata anche dalle consulenze sulla scatola nera del mezzo che rilevarono cambi improvvisi di velocità, come se il guidatore avesse avuto alcuni colpi di sonno, ma in un secondo momento l'uomo ritrattò la prima ricostruzione dei fatti. Anche la perizia sul mezzo dichiarò che era impossibile stabilire se ci fossero stati problemi ai freni, da qui le richieste di archiviazione, mai accettate dalle famiglie delle giovanissime italiane che non hanno mai smesso di chiedere giustizia per le loro figlie. La prossima settimana saranno nominati il commissario straordinario e il provveditore per la conclusione dei lavori del Mose a Venezia. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Paola De Micheli oggi a Marghera, a margine della consegna da parte di Fincantieri della Carnival Panorama all'armatore. Lo stesso ministro ha dato un annuncio importante anche in tema di grandi navi. La questione grandi navi tiene banco da anni e che non sia di facile soluzione lo ammette la stessa ministra, aggiungendo che questa però deve essere veloce e tenendo conto dei fattori ambientali, del traffico nautico e delle ricadute economiche. I tempi sono stretti, la previsione è quella di una soluzione provvisoria, il prima possibile, seguita dalla valutazione di quella definitiva anche in relazione alle risorse economiche da investire. Le polemiche sul passaggio delle grandi navi avevano raggiunto l'apice col disastro sfiorato a San Basilio il 2 giugno. Nello scontro tra una nave e un battello Gran Turismo erano rimaste ferite 4 persone. Poco più di un mese dopo, l'8 luglio, nel pieno di una bufera, un'altra grande nave da crociera aveva sfiorato l'impatto con Riva Sette Martiri e altre imbarcazioni ormeggiate o in transito. Nelle settimane seguenti erano state convocate delle audizioni della Commissione Trasporti alla Camera col ministro Danilo Toninelli l'8 agosto e prima quella più concitata del 31 luglio, quando dopo gli interventi di Zaia e del sindaco di Chioggia Alessandro Ferro, la seduta era stata sospesa al termine di un vivace scambio di battute tra il sindaco di Venezia Brugnaro e la deputata del Movimento 5 Stelle Elisabetta Barbuto. Votate sempre tutto in rissa, sempre, solo che noi siamo stanchi. Siamo stanchi, la città è stanca di voi.
Siamo stanchi, Gentilmente siamo stanchi. non mi Le sto costringete a rispondendo. interrompere la Lei fa commissione. domande capziose. Ok, Come fa a esserci un progetto? Sospendiamo 5 minuti la commissione, è la prima volta in un anno che uso questa cavolo di campanella. Onestà, incapacità, altro che... I miei tecnici, ha annunciato De Micheli, hanno acquisito tutto il materiale disponibile, da quello del Comitatone del 2017 fino a quanto prodotto dal precedente ministro. Fatte le debite valutazioni, gli incontri sul territorio precederanno la soluzione definitiva. Questi insegnanti non sono degni di stare a scuola, parole forti quelle dell'assessore regionale all'istruzione in merito alla protesta di un gruppo di docenti contro la presenza delle forze armate in occasione delle celebrazioni del 4 novembre. Niente militari a scuola per celebrare il 4 novembre, la festa delle forze armate e dell'unità nazionale. Un gruppo di docenti del liceo Marco Polo di Venezia ha boicottato un incontro che il preside aveva organizzato con 2 graduati di Marina Militare e Guardia di Finanza, perché non in linea con i principi dell'istituto, in nome del pacifismo dunque. Comportamento poco gradito dall'assessore regionale all'istruzione. Questi docenti non dovrebbero insegnare nella scuola italiana perché non rispettano le leggi italiane. C'è una legge che dice che il 4 di novembre è la data dedicata alle forze armate. Nella Costituzione le forze armate sono la prerogativa sotto il controllo del Capo dello Stato per l'esercizio di una delle funzioni che sottendono alla costruzione di uno Stato, ovvero l'utilizzo della forza nei modi che sono previsti proprio dalla Costituzione. Questi insegnanti sono, a mio parere, gravemente fuori luogo a scuola, direi quasi un atteggiamento sovversivo. Donazzan non lascerà correre. Credo che questi insegnanti stiano facendo passare dei messaggi molto gravi e siccome hanno un compito educativo, mi pare che stiano utilizzando la scuola come se fosse una loro associazione politica privata. Allora ricorderò loro, e lo farò attraverso gli strumenti che mi sono propri, quindi la richiesta di un'ispezione, visto questo comportamento, perché chiunque decida di fare questo tipo di propaganda politica ideologica non deve stare a scuola. Si parlerà ancora di montagna questa sera 20:10, naturalmente della grande solidarietà che unì i veneti in quei drammatici giorni dopo la tempesta Vaia. Dunque l'abbraccio del Veneto alla montagna è il titolo di questa sera. In studio Mauro D'Arimbettina, sindaco di Vigo di Cadore, e il musicista Giampaolo Rossi. È tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Ultimi giorni di ottobre in controtendenza rispetto al resto del mese che si è mostrato climaticamente sopra la media. Mercoledì 30 ottobre ancora una lieve instabilità e temperature più fresche. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso con residui piovaschi a carattere sparso al mattino. Il tempo sarà via via più asciutto col passare delle ore, ma la giornata risulterà piuttosto grigia. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia con ultime piogge al mattino, ma via via in esaurimento, cielo coperto un po' ovunque. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, tempo ancora localmente instabile ma situazione in miglioramento durante il pomeriggio. Temperature minime sui 9 gradi, valori massimi sui 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.